Buonasera. Buonasera. Chi va a manare qua? E noi che ne sappiamo? Stavamo inquisiti e ci hanno portato qua. Meno male. Là ci stavano pure c'è pimmici che ci hanno succato tutto il sangue. E già ne teneva assai. E hanno fatto male per portare qua? E perché? Perché vogliono stare su. E decide in giro che ci portano a un'altra parte. Io non dico nulla a nessuno. Perché state qua? Per furto. Sì. Gli ha detto, ma a rubare casa non vince. Che due sgraziati stava cari che erano. Noi da 7 mesi in casa. O pigliamo un bavagliaio e facemmo movimento. Poi, non appena scendetimo, troviamo i guardi sotto la casa. E c'era stato. Secondo me sarà stato qualcuno dell'inquilino del palazzo. Avete sentito qualche rumore e chiamato il 113. E si trui Mario lo Strunz. E perché? Perché quando si fanno colpa, si ha da pagare la massima cautela. Sì, ma noi siamo stati attenti. La casina l'ha fatto vecchia. Perché nonostante che stava imbavagliata alle case, se ci batteva come una gallina che stanno facendo, e non lo sbattimento aiuta a frente a rissa e a seccia. E si distruzzano le uova. E perché? Perché? Perché lo vecchio l'aveva fatta a coppoletto. A così che non si muoveva più. Sì, avete proprio ragione. Ma noi non ci pensiamo però. Noi non ci abbiamo pensato proprio. Scusate, ma voi perché state qua? Per omicidio. Ci sporto la panza che la carogna. Che si rubai la femmina mia. Ma allora si distrugge pure voi? Corretto! No, scusate, ma avrà già avuto a ricere, perché quando una femmina sbaglia, si ha da cacciare, non si va in galera. Eh no. Il disonore va lavato con sangue. Ma quando esco, faccia pagliare la lacrime di sangue. E mo è meglio che vuol dire, eh? La sta stanza come a lì. E se non facete che le caddighi io, spregia tutti i tuoi. Superiore! E beh, stanotte, da taglia la capa a tutti e due mentre dormite. Va bene, ah. Faccio passare a tutti e due. Si trui vigliacco. Vabbè. Mo voglio dire una cosa, eh. Quando arrivo pacco, ci mangiamo assieme. Eh? Eppure quando arrivo le sigarette, ci fumiamo assieme. È chiaro? E mo facete una cosa. Facete una cosa, pigliatevi la bella accettata, via, via. Vieni qua. Ah, sì. Si dà accettare? Grazie. A proposito del pacco, ma voi amici e parenti non ne avete? Io non tengo né amici e né parenti. Tengo soltanto una sola che è mezza pazza e una mamma vecchia e malata di 84 anni. E beh, la sola vostra non vi vanno niente. Sì, ogni tanto fanno sforzo, no? Perciò io la giurito, eh? Con voi non ci arrangiamo. Si no può fare la terra. Alloccata, tanto. Non ti sente nessuno. Signori!
voce sola. A forza. Teresì! Come stai? Sto buono, sto buono! E tu come stai? Natale! Senti una cosa, Teresì! Si chiude l'avvocato! No, non ci sto aiuto, perché non ci sta denaro! E quando ci vai? Quando è faccia? Ma ne fai? Ma tu ci pensi che sto qua arrivando a cantina? Ah, causa, quando si fa? Tra non Tra non parleranno! Oh, madonna! La vita dice! Tra non si fa la causa! E che mi esca a contento! Ma quando lo dico? Non parlate voi! Siete voi suonare che rendo con voi! Teresì! Teresì! E Marco Vacca! Me ne dice qualcosa di soldi da fare? O libretta? Teresì! Teresì! No, ti dà turizzo! Si può far fuori, mandano tu qualcosa a me! Perché mamma tua sta malata e servono i soldi per medicina! Se no mamma tua, giornalì! Se no mamma tua, muore! Ma sta morendo. E io non posso fare niente. Ma perché non me l'hai detto prima? Cagliarice cancello e stia vita che in care ci resta una femmina bella a saperezza pure la libertà e che mamma malata mi chiama e mi aspetta e io che sto carcerato non posso salvare io sto carcerato e mamma muore voglio morire pure prima stasera oi carcerieri oi carcerieri fammi una carità fammi abbassare mamma io non so delinquente ma la loro non m'hanno toccato mamma mia non mi sente ma capisce perché sto qua tutte notte ma sonno e la cera che perdono sto pregando a Madonna a fornisce soffrire
fammi una carità, fammi abbassare mamma.